Una giovane donna nigeriana abbraccia la bara del marito, la stringe a sé, la accarezza come fosse ancora vivo. Un dolore muto, straziante, che segna la banchina Todaro del porto di Porto Empedocle. Il traghetto di linea Sansovino ha sbarcato 10 feretri. Sono le vittime degli ultimi naufragi al largo di Lampedusa. 10 vite spezzate nel Mediterraneo, a poche miglia da una possibile salvezza mai raggiunta. Ad accoglierli il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, le autorità civili e militari ed il personale della Croce Rossa. Sulla banchina anche il rito interreligioso cattolico e musulmano nel segno del rispetto delle diverse fedi. Le salme saranno tumulate nei cimiteri dei comuni di Capopolino di Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro e Grotte. Restano invece a Lampedusa altre 12 bare custodite nella camera mortuaria di Cala Pisana. A bordo del traghetto anche 40 migranti trasferiti in pullman nei centri di accoglienza della Sicilia e del territorio nazionale. Purtroppo sì, l'ennesimo episodio che si registra sul canale di Sicilia. Siamo stati immediatamente tempestivi per dare un conforto alle salme, ma soprattutto una sistemazione dignitosa. Come sempre i comuni ci sono venuti incontro e quindi abbiamo immediatamente reperito tramite la nostra agenzia convenzionata le salme, le bare, abbiamo dato quindi una collocazione dignitosa, decorosa e soprattutto nel rispetto della dignità di queste persone.